Beh, la prima domanda è d'obbligo. Qual era il tuo ambiente familiare? E quali erano anche le opinioni politiche? La mia famiglia è di origine sottoproletaria da parte di madre e proletaria da parte di mio padre. La famiglia di mio padre era una famiglia di comunista, ha fatto la resistenza, mio zio Vittorio è stato uno dei capi della resistenza civilale, ma anche mia zia Giorgina, sorella di mio padre, ha sposato Piero del Fabbro, comunista anch'egli, e persone che erano messe in galera spesso durante il fascismo e hanno preso tante botte, hanno bevuto diverso olio di ricino, insomma, e i capelli glieli strappavano perché non è che il fascismo abbia avuto questo volto così italiano e buono che qualcuno dice. E mio padre era militare, scelse di fare il militare perché aveva iniziato a fare il garzone in una bottega di Barbiera, ma non sopportava l'idea di servire in quel modo, insomma, i clienti. Ha fatto un ragionamento semplice, preferisco servire lo Stato che servire questi buzzurri, diceva lui, che vengono qua. E si arruolò giovanissimo e si fece anche la guerra nella ex Jugoslavia, con una contraddizione feroce dentro di sé, perché di famiglia comunista lui era nella Guardia della Frontiera, che era come dire, un pezzo dell'esercito addestrato, oggi lo chiameremo antiguerriglia, insomma, no? Contro i partigiani. Lui si vantava, tra virgolette, perché come dicevo prima, una contraddizione feroce per lui, di non aver mai ucciso un partigiano, di aver sempre portato a casa la pelle dei suoi uomini, visto che guidava un plotone come lui, di gente specializzata nell'antiguerriglia. Da parte di mio padre è una famiglia, allora si può dire anche di intellettuali, cosa che io non sono, perché era tipografo, ad esempio, zio Vittorio, fratello di mio padre. Era gente, dire, che era ritenuta persone acculturate per il tempo, perché insomma erano quelli tempi, no? Mio padre aveva il pallino dello studio e anzi una frase che disse più volte mi pare particolarmente intelligente. Mio padre era autoritario, militare, militare, di famiglia comunista e credente, per cui è tutto un insieme alquanto, no? Dire, tetragono, per dirla così, no? Però sul pallino dello studio ha sempre avuto, tant'è che mia sorella e le donne in quegli anni, che se ne dica, anche se non studiavano non era un problema, tanto si sarebbero maritate, e come dire, un buon partito risolveva la vita per le donne. No, mia sorella, scusate, fece il liceo classico, era molto brava a scuola, è mancata 2 anni fa. E io feci il liceo classico perché, così, per inerzia. No, ritorno alla frase che diceva mio padre. Mio padre diceva studiate, ma me lo diceva fin da quando ero alle elementari. Studiate non perché poi farete lavori belli, ben pagati, perché sarete importanti. No. Studiate, lo diceva a me particolarmente che ero un somaro, studiate perché così nessuno potrà raccontarvi delle favole. Sarete delle persone consapevoli e critiche. E beh, insomma, io credo che sia importante questo insegnamento, perché in realtà molti genitori allora come oggi dicono studia che avrai il pezzo di carta e poi non farai nulla e sarai ben pagato. Per cui questo insegnamento austero, rigoroso anche troppo, però dico rivisitando, rivedendolo dopo, io credo sia stato un bel insegnamento. Un altro episodio sempre di mio padre rispetto a questi insegnamenti duri, Caramella Golia, quelle piccoline con la cartina. Io ebbi la sventura cosa che non facevo mai, manco di buttare la cartina per strada a Gorizia. Mio padre me ne disse di tutti i colori. Servirebbero queste cose oggi, credo. Tu la cartina la butti a casa mia, ma io non te lo impedisco, ma questo è uno spazio comune e devi rispettarlo. Cioè, questi sono insegnamenti che anche, è chiaro che un bambino al momento, ma credo che siano buone parole e buoni esempi. La dico ancora di più, come insegnamento di mio padre, ci tengo a specificare alcune cose sulla mia famiglia perché siamo il prodotto di una memoria personale e collettiva noi, non siamo altro. Mio padre era un militare, in quegli anni gli stipendi erano molto bassi per tutti gli statali, ma anche per i militari.
Però diciamo, la dico così per non beccarmi denunce. Molti militari non facevano la spesa, ok? Ci siamo capiti, no? Mia madre era, credo, non l'unica, ma insomma, moglie di un militare che andava ogni giorno a fare la spesa. Quando un sergente, un caporale, portò dalla Sicilia, un viaggio in treno, parlo di primi anni 60, portò una piccola cassetta con 4 o 5 arance con un profumo, cioè, strabiliante proprio, che non ho più risentito, mio padre le prese e le riportò in caserme. Credo che siano buoni esempi questi. Ecco, in questo contesto assume un particolare significato la presenza di questo padre militare cattolico e comunista, però appunto legato a un modello di ordine, diciamo di autoritarismo. A dire la verità, dai 2 ai 10 anni sono vissuto a Gorizia. Mio padre, appunto, dopo 8-9 anni di vero e proprio confino per un militare, fu mandato in Calabria a fare militare, per un militare, a fare militare in Calabria, non lungo la linea calda, no? Vicino all'orso comunista, cioè da queste parti era chiaramente un declassamento. Dopo, perché era molto bravo, dicono, come militare, lo riportarono a Gorizia. Era seguito, ma in modo palese, però dalla polizia militare, perché appunto era un pericoloso comunista. L'hanno sbattuto in Calabria perché l'hanno trovato entrare in divisa, l'hanno visto entrare in divisa in una sezione del PC, per cui figuriamoci. Ecco, lui ritornò, fu mandato a Gorizia nel 57, ero nato da 2 anni, avevo 2 anni, e dal 57 al 65 sono vissuto a Gorizia, quindi. A Gorizia, a Radio Capodistria, è normale sentirli, e a Radio Capodistria, come tutti sanno, ci sono 2 pezzi che andavano, adesso non lo so alla grande, l'Internazionale, che mi piace moltissimo, e anche quella canzoncina, di fatto, che Bandiera Rossa, che ai bambini piaceva molto però, proprio perché era ritmata, no? E io alla radio, quando c'era Bandiera Rossa, ebbi l'ardire di voler alzare il volume. Mio padre e anche mia madre l'abbassarono subito e mi dissero: quando c'è questa canzone abbassa e non alzare il volume. Io non capii, la ritenni una cosa ingiusta perché mi piaceva quella musichetta, non coglievo chiaramente, no? E poi venni appunto a scoprire che mio padre era a Gorizia solo perché era un bravo militare, ma dopo anni di confino in Calabria aveva il terrore di essere ricacciato di nuovo, per cui temeva in Calabria, temeva che anche il fatto solo che i vicini potessero ascoltare Bandiera Rossa lo mettesse nei guai. Per ragioni anagrafiche nel 68 faceva la terza media, ecco, e vedevi sfilare questi studenti, no, lungo la strada, ma complessivamente anche nell'ambiente dello Stellini, qual era lo stato d'animo? C'era una certa curiosità, apertura verso queste cose, curiosità che riguardava un po' tutte le classi sociali rappresentate dentro la scuola. Nell'anno 68 ero in terza media, mia sorella già partecipava, no, alle iniziative che c'erano, insomma. Anzi, mi ricordo un episodio in particolare, che quando ci fu la manifestazione, nel 65 mi pare proprio, per l'Università Udine, uscirono i ginnasiali anche dal liceo classico, un po' consapevoli, un po' no di quello che accadeva, però uscirono, mia sorella era là, finì male quella mattinata perché finì con la polizia che menò, insomma. Quando ritornò a casa ne sentii di tutti i colori da mio padre, perché la cosa che non dimentico di quegli anni, in positivo c'è il rigore, c'è la serietà, in negativo c'è l'autoritarismo, ex cattedra, il pater famiglia, quelle robe c'erano e come anche. C'era chi comandava proprio e io l'istituto del comando non l'ho mai sopportato. E nel momento in cui tu, dunque intanto partiamo dalla scuola media, quindi dove hai fatto le medie? Alla scuola Ellero, ed ero in terza media in una classe che dava su via Tiberio Deciani e c'erano, ogni tanto passavano dei cortei studenteschi. La cosa mi emozionava tutta la classe, ma quando passò il corteo, che c'era, non faccio nomi per correttezza, c'era un professore di inglese
che insegnava un inglese un po' così maccaronico, perché insomma durante il ventennio l'inglese era bandito. Questo professore disse: questi scioperanti, questi scioperati anzi, ma come si permettono che studiassero? Perché quando facevamo le manifestazioni, noi sì erano manifestazioni, quando fu presa Adua, e noi capivamo poco, e restammo però perplessi, sventolavamo il tricolore, non queste bandiere. Io capivo poco, ma ritenevo queste delle vere imbecillità. Io ce la feci grazie a mia sorella, insomma, grazie al fatto che mio padre appunto voleva che studiassi, ma c'era una differenza di classe visibilissima. In classe mia c'ero io, che ero figlio di un militare di una piccola borghesia, c'erano però figli professionisti, di medici, insomma, gente molto benestante, anche molto ben pensante, le famiglie, i figli un po' di meno per fortuna, e non erano tanto ben pensanti. E c'era, in classe mia, se ricordo bene, sì, c'era Roberto, come me si chiamava, c'era un figlio di operaio e un altro che era figlio di un artigiano, mi pare. Per il resto erano tutti figli di papà, come si diceva. Assolutamente sì. Tant'è che quando capitava di andare, allora si socializzava fisicamente, non virtualmente, quando mi capitò di andare a casa di qualche mia compagna di classe, restavo allibito anche dalla ricchezza di alcune case, che sarebbero case ricche anche oggi. Usando un termine, c'era molto interclassismo nei comportamenti tra compagni di scuola. No, questo assolutamente no. Era involontario, nel senso che è chiaro che se uno poteva disporre di quattrini e comprava tutti gli LP, gli album che uscivano, Rocco, di cantautori, e aveva degli stereo che costavano come l'appartamento in cui vivevo io, era un dato di fatto, ma non era fatto pesare, no. No, c'era una buona socializzazione, assolutamente una buona socializzazione. Al ginnasio eravamo sostanzialmente escluse due persone, due miei compagni di classe, una ragazza e un ragazzo. Tutti gli altri, compreso il sottoscritto, eravamo curiosi. Partecipavamo alle iniziative dei grandi, perché in quegli anni, non dimentichiamoci, che qualche anno di differenza faceva la differenza. 3 anni era un grande, noi eravamo dei preadolescenti ancora di fatto, erano diverse le fasi della vita come sappiamo in quegli anni. Noi, ad esempio, personalmente ho partecipato anche, c'è mia sorella per l'appunto nell'ultimo anno, in terza liceo, alle sedute pomeridiane autogestite, no? Degli studenti liceali. Però comprendevo una parte delle cose che dicevano, ovviamente, però c'era questo sentimento di volontà di esserci, di libertà e c'era una curiosità vera rispetto a quello che stava accadendo. C'era in modo anche irrazionale un sentire che stava accadendo qualcosa ed non era del singolo, era abbastanza diffusa questa roba al ginnasio. Poi ovvio che al liceo le cose cambiarono, ci fu più consapevolezza, più chiaramente anche conoscenza delle cose. Però io ho vissuto gli anni vissuti da me, la prima metà degli anni 70, ho vissuto soprattutto non solo gli anni dei gruppettari cosiddetti, ma anche l'inizio del riflusso. Ho vissuto anche quello verso la metà, fine metà anni 70. E c'è stata un pezzo della mia generazione che ha goduto, tutto sommato, delle lotte, dei sacrifici di chi ci ha preceduto e poi l'ha buttata in stagliere, tanto per essere chiaro, perché è una cosa è voler cambiare il mondo, una cosa è voler star bene, senza studiare chiaramente, no? Mio padre, per l'appunto, con le caratteristiche positive, aveva anche le caratteristiche dell'autoritarismo proprio, no? No, ho vissuta malissimo, nel senso che era un pericolo, era avvertito come un pericolo. Per noi era un'area nuova che arrivava, insomma, no? E per lui era un pericolo che avrebbe sovvertito l'ordine costituito e i sacri principi, insomma, di Dio, patria e famiglia, tanto per essere chiaro.
Ma lui continuava anche in questa, diciamo, missione di esortarvi sempre allo studio, lo vedeva Assolutamente. anche in termini... Assolutamente sì, assolutamente sì, e questo è l'aspetto molto positivo però è pur vero che come io adesso che ne ho 63 di anni non riesco a comprendere la socialità, le idee, il modo di vivere, anche di essere a volte degli attuali adolescenti, perché è cambiato il mondo negli ultimi 25-30 anni, allora ci fu anche un cambiamento repentino. E io adesso giustifico e comprendo mio padre per la non comprensione di queste cose, perché adesso sono esattamente nella stessa situazione. E finito lo Stellini hai fatto una scelta di vita particolare. Sì, assolutamente sì. Allora, io ho finito il liceo sostanzialmente, dicevo prima, no, grazie a mia sorella e mi sono tirato avanti, poi negli ultimi 2 anni li ho fatti perché dovevo finirlo, insomma, ma se dicessi mi sono impegnato direi una bugia e non sono abusato. Caratteristica dei ragazzi di quell'età là, di quegli anni là che poi a casa anche le prendevano a volte perché dicevano quello che pensavano. E poi avevo conosciuto un mondo fuori, mi ero anche un po' stufato, a dire la verità, del parlare, del fare filosofie facili, insomma, no? Del voler cambiare il mondo a chiacchiere. Ma soprattutto mi spaventava l'idea di avere un futuro già preordinato, già definito in qualche modo, no? Perché è chiaro che uno che fa il liceo classico poi non ha davanti a sé che uno splendido futuro di dirigente, di qualcosa di importante. Questo con il mio spirito libertario narcoide, insomma, per me era intollerabile sta roba qua. Per cui scelsi una cosa che ritenevo temporanea, ma la scelsi scientemente, magari sbagliando, scelsi di entrare in fabbrica e di continuare l'università da studente lavoratore. Ho lavorato, ma non ho fatto l'università, tanto per essere chiaro, perché non essendo un genio non ce la facevo lavorare a 3 turni in Safau, fare il delegato sindacale e anche studiare. Come dire, non ce l'ho fatta, ci ho provato, ma non ce l'ho fatta. Però ecco, era una molla, sì, di sensibilità sociale, politica, stare con gli ultimi, ma anche un'esigenza mia, esistenziale. Non volevo ingabbiarmi in un futuro predefinito. Non volevo diventare un piccolo borghese. Tu hai insistito sulla scelta di, finito lo Stellini, andare a lavorare in fabbrica. Una scelta determinata soprattutto dal fatto che volevi rifiutare un percorso obbligato, no? Che doveva spingere a fare il dirigente, il medico, no? Quindi rivendicare una libertà di movimento. Tu hai parlato prima della Safao come una fabbrica bianca. Ecco, questa è una cosa che colpisce perché un po' l'immaginario del metalmeccanico, no? È una fabbrica rossa. E l'esperienza che hai fatto presto nel consiglio di fabbrica ci dà l'idea della partecipazione, ma anche, come dire, della dislocazione politica all'interno del consiglio di fabbrica. Sono entrato in una fabbrica che era definita bianca, perché là c'era una CIS molto forte e molto seria, peraltro. Aziendalista, non filoaziendale, che sono robe diverse. E là ho vissuto la concretezza e anche la durezza della condizione operaia, perché l'altro motivo per cui ho scelto di entrare in fabbrica e non da altre parti, che ne so, fare il precario alle poste, che già allora gli stagionali c'erano, è perché tutti sapevano che nella fabbrica c'era la condizione di repressione anche peggiore, perché la Costituzione non entrava nelle fabbriche, come si diceva, e gli operai non avevano ancora parola, mentre gli studenti se l'erano prese. Però ci siamo presi anche noi nelle fabbriche a parole, come anche. No, devo dire la verità che non c'era in me, in pochi altri il consiglio di fabbrica, però non c'era, complessivamente non c'era. Faccio questo esempio qua.
quando il manifesto entrò in crisi, una delle tante crisi del manifesto, il quotidiano, il giornale Manifesto, nell'81 mi pare, sì. Io promossi una raccolta di fondi per il manifesto, anche se era un giornale francamente duro da leggere perché, come dire, troppo intellettualoide per i miei gusti, preferivo altra stampa, perché sì, per leggere un articolo della Rossanda, come dice qualcuno, dovevi munirti di birra e di panino perché stavi un po' a capirlo, insomma, no? Però io raccolsi subito, tentai di raccogliere subito, su 350 dipendenti che erano i dipendenti i miei colleghi, i lavoratori della Safao di Udine, perché io lavoravo nella vecchia Safao di Udine, raccolsi 1.000 lire, le mie. È un lavoratore in particolare, un bravo lavoratore, uno dei metalmezzadri numerosissimi che c'erano in Safao come in altre fabbriche, ma soprattutto in siderurgia dove si lavorava a turno, per cui questo consentiva poi di andare nei campi a lavorare. Questo lavoratore, di cui ricordo benissimo il nome, anche una brava persona, mi disse: tu raccogli soldi per il manifesto, sì. E mi chiese: tu con quale mano mangi? E io ingenuamente con la destra. E perché dovrei dare i soldi alla sinistra? Lo mandai a fare un brodo e finì là. Quindi c'era una pregiudiziale antisinistra, anticomunista molto forte. Assolutamente sì, ma c'era cioè chi dipingeva in modo ideologico, le ideologie sono positive, insomma, in modo dogmatico. La classe operaia come rossa rivoluzionaria la fabbrica non l'ha mai conosciuta, evidentemente. Era semplicemente un atteggiamento pseudoculturale che vedeva gli operai massa di manovra politica, strumento per cogliere un fine, un obiettivo politico di cambiamento. Io in fabbrica imparai che invece la cosa più importante era la reale condizione operaia, non era uno strumento, ma fine dell'azione sindacale e politica, il loro star meglio in fabbrica, senza paradisi che devono restare, sognati, l'utopia deve restare, ci mancherebbe altro, ma qui e adesso migliorare le condizioni. Non ho mai creduto nel tanto peggio, tanto meglio, una stupidaggine. E in quegli anni ti sei accostato al mondo sindacale anche. Sì, mi sono accostato ovviamente in quegli anni, dopo un paio di anni in cui rifiutavo di impegnarmi nel sindacato perché ero contrario al principio della delega in quanto compagno libertario anarcoide. Poi capii che insomma le cose sono in termini teorici, le cose anche bellissime, però insomma serviva una rappresentanza, un'organizzazione. Entrai nel consiglio di fabbrica, ebbi la fortuna di conoscere persone serie, aziendalisti, non filoaziendali, persone che dicevano l'azienda è anche nostra, non è solo il padrone, se va bene anche a noi, è il nostro lavoro. E capii che magari l'antagonismo inteso in senso eccessivo non butta niente, devi in qualche modo essere nel sistema per cambiarlo. Il solito interrogativo che è quasi adolescenziale: sto nel sistema per cambiarlo o sono altro al sistema? No, qua vivo, qui adesso, e devo fare quello che posso qui e adesso, chiamiamolo riformismo, chiamiamolo come vogliamo, insomma, quella roba là. E ebbi la fortuna nel sindacato non soltanto di conoscere persone serie nei sindacalisti locali, i componenti del consiglio di fabbrica che era di 31 persone, e in questo consiglio di fabbrica c'era un piccolo Parlamento, la destra, il centro e la sinistra. E io ero la sinistra del consiglio di fabbrica. E poi c'erano quelli, proprio come un piccolo Parlamento. Ecco, oltre a questo ebbi la fortuna di entrare nei metalmeccanici quando i sindacalisti avevano nomi quali Bruno Trentin, Pier Carniti e Giorgio Benvenuto, che non penso abbia bisogno di essere, come dire, spiegati o illustrati chi erano queste. Erano sindacalisti di un livello altissimo. Tra l'altro i metalmeccanici furono davvero il pezzo di sindacato, la FIM in particolare, devo dire la verità, che comprese che la società mutava e che i vecchi schemi non tenevano più.
E infatti Pier Carnetti fu uno dei leader più bravi in assoluto del sindacalismo italiano perché non cavalcò il movimento, né gli mise il cappello sopra, ma capì che si doveva aprire alla soggettività operaia, perché prima c'erano cioè le commissioni interne, cioè l'organizzazione stabiliva che la SAFAU, la CISL, era rappresentata da Tizio, Caio e Sempronio. Con i consigli di fabbrica erano i lavoratori, iscritti, non iscritti, iscritti alla CISL, alla CIGEL, quelli che decidevano chi li avrebbe rappresentati. E questo è un passo fondamentale. In SAFAU il Partito Comunista era percepito da molti come il babau. E io che non, per essere chiaro, non ho mai votato PC, ho sempre votato a sinistra, ma non PC, lo difendevo e come? Perché insomma siamo matti, la democrazia deve molto, italiana deve molto al PC, Per cui lo difendevo e dicevo ai metalmezzadri di cui parlavo prima, ma non vi ruberanno i campi, credetemi, sono anche troppo di destra per quello che ne penso io, ma non ero molto creduto. Quindi praticamente tu diciamo che hai mantenuto sempre un rapporto stretto con Udine. Ecco, mentre ci sono altri che sono andati via, poi sono tornati, diciamo, e in questi anni, così andando avanti ormai un decennio così, come hai percepito il cambiamento, se c'è stato, della città? Guarda, il cambiamento c'è stato. E non è il ricordo che cambia in meglio o in peggio le cose, tento di essere il più possibile oggettivo. Ci furono anni di entusiasmo, appunto, di speranze personali e collettive, e poi però davvero arrivò il riflusso. Arrivò di brutto anche, arrivarono anche brutte storie di compagni, di amici, che insomma per problemi loro personali, familiari, esistenziali, ma anche per una delusione cocente rispetto a un cambiamento che non c'era stato di fatto, o loro non percepivano ci fosse stato, i cambiamenti ci sono stati, insomma si dedicarono molto insomma a pastiglie e siringhe. Mi ricordo un compagno, una persona buonissima, di cui non faccio il nome, di lotta continua, io sono andato anche ad aiutarlo qualche volta a casa sua, che insomma era anche uno che aveva professionalità, tra l'altro, non lavorava in SAFAU, e questo fece una brutta fine, morì proprio perché si era fatto di qualsiasi sostanza possibile e immaginabile. Poi tu hai accennato al fatto che hai visto, percepito anche la fase del riflusso. Avendo visto così giovane il 68, la fase del riflusso è un emblema di quello che stava succedendo anche in una città come Udine. Quando c'è una speranza che coniuga la persona con la collettività, è positiva sta cosa. Io ho imparato in quegli anni che la mia libertà inizia dove inizia la libertà degli altri, non finisce quando inizia la libertà degli altri. Ho imparato che siamo persone, non individui. La società esiste, e come se esiste, non ci sono solo gli individui. Ho imparato anche che davvero se non sei un potente o un ricco, le cose spesso stanno insieme, se non sempre, tu da solo non ce la fai. Tu devi organizzarti per far valere i tuoi diritti, per promuovere la tua condizione. Questo è un insegnamento formidabile. L'altro insegnamento forte del 68 è che ogni dogmatismo è una iattura e anche ogni massimalismo è una fregatura. Infatti, la cosa che ha fatto quelle generazioni, credo, è quello di mettere in discussione tutto, il principio d'autorità in definitiva, di mettere in discussione il fatto che fosse così e basta. Ecco, poi costruire però le alternative è stata davvero dura, perché nel costruire le alternative molti
sono ricaduti nel dogmatismo. E questo non è che, come dire, se non sei liberale devi essere per forza bordighista, cioè, la dico per dirla così, no? Ho imparato un atteggiamento laico, critico da quegli anni. In quegli anni era tutto. Ecco, la carenza è stata non essere riusciti a ordinare un sistema di principi, di idee che in qualche modo si sostituisse pienamente a quelle ideologie dogmatiche che avevano regolato di fatto la cultura, ma non solo, per tanti anni, insomma. E poi le donne, e poi la condizione operaia, e poi gli studenti che potevano parlare. Cioè, vuol dire, ci si è liberati davvero da un autoritarismo insopportabile nelle fabbriche, nelle scuole, dappertutto. E questo mi pare sia un merito. Ecco, però dico sempre che, ad esempio, i giovani oggi cercano certezze. Noi le avevamo, le abbiamo distrutte. Io dico che abbiamo fatto bene a distruggere quelle certezze, dobbiamo crearne di nuove. E le domande finali sono quelle topiche, no? Che possono anche essere sganciate dal 68. Un libro, un film, una canzone. Un libro di Andrea Valcic, Ma non vedete nel cielo, che parla del 68 proprio friulano. Il titolo è tratto da una canzone dei Rox che è La pioggia che va. E quello è bello e simpatico come libro perché è vivo e perché non ha velleità politologiche o sociologiche, e racconta in modo ovviamente partecipato, perché Andrea era uno no, dei protagonisti, quegli anni. Il film è senz'altro La classe operaia va in paradiso, film splendido, di Petri con 3 attori insomma eccezionali come... E poi come canzone non ho dubbi, è degli stessi anni, 71-72 mi pare, La locomotiva di Guccini che è eccezionale. Poi ci sono film più sofisticati, canzoni più sofisticate, libri chiaramente letti molto più importanti, ma queste 3, questo libro, questo film e questa canzone hanno scandito per me la prima metà degli anni 70. No, beh, il video di Andrea è venuto dopo, racconta quegli anni, ma il film e la canzone hanno scandito quegli anni, non miei, di tanti ragazzi di quegli anni. Bene, poi qualche domandina? Lei che ha seguito il mondo delle fabbriche, che adesso in pratica ormai è quasi scomparso, così da osservatore, ha visto dei parallelismi col mondo del lavoro che c'è adesso o sono completamente scollegate? L'influenza di un 68 piuttosto che della politica nel mondo del lavoro? Nel mondo del lavoro, come nell'intera società, c'è questo fenomeno che tutti vedono, non soltanto gli studiosi, dell'atomizzazione, del fatto che siamo individui solitari, delle monadi solitarie e anche avide ed egoiste, aggiungo io. Questo non facilita una dimensione collettiva di speranza. E infatti questa è la stagione, è l'epoca delle passioni tristi, è l'epoca della paura, dell'ansia, perché non c'è una speranza collettiva. C'è soltanto la speranza individuale, non personale, di farcela, ma non c'è un sogno che accomuni gli esseri umani. Questo non va bene, perché come dicevo prima, soprattutto chi non è potente e ricco, se non sta insieme non riesce a promuovere né se stesso né gli altri. Questo appunto all'interno della sua esperienza lavorativa dentro la Safao c'era in quegli anni? No, in quegli anni anche i più individualisti ed egoisti comunque vivevano il sentimento, ma anche nel concreto la solidarietà, assolutamente, non per il manifesto, dove ho raccolto solo 1000 lire, ma quando c'erano sottoscrizioni per altre cose sì c'erano. Ad esempio quando ci fu la vicenda della Fiat, dell'occupazione lunga della Fiat che sfociò poi nella sconfitta del sindacato con la marcia di 40.000,
io raccolsi diversi soldi per sostenere quella lotta in Safao, perché è una lotta di operai e non altro.